Bene, grazie a tutti, grazie ai colleghi che intervengono. C'è la collega Ostanella, la collega Baldini e il collega Lorenzoni. Scusate del ritardo, ma eravamo in quinta commissione per temi sui direttori generali, per i quali è venuto fuori anche il tema ovviamente legato alle PMA. Questa conferenza stampa ho voluto convocarla in merito a un'interrogazione che io ho depositato il 2 di luglio, che poi è stata sottoscritta dalla collega Venturini, dal collega Ostanella, dalla collega Baldini, e sulla quale poi c'è anche una mozione sullo stesso tema depositata in Consiglio regionale dalla collega Ostanella, il quale ho condiviso, in merito alla PMA e in questo caso alla genetica preimpianto. Io ho avuto modo di conoscere questa esperienza sull'azienda ospedaliera di Padova, portato a conoscenza ovviamente dell'esistenza di una struttura sul quale lavora la dottoressa, la professoressa Zuccarello, che mi scuso oggi aveva dato la sua disponibilità alla partecipazione, non so il motivo, ma è stata ovviamente ieri sera ha comunicato che non poteva più partecipare, e questo chiederò il motivo perché, visto che insomma la sua partecipazione era voluta come tecnico per spiegare realmente qual è insomma il beneficio di questa tecnica di diagnosi preimpianto. Però ho avuto la possibilità di conoscere questa struttura, di vederla. Parliamo di una struttura che a Padova è esistente, è costruita, funziona, ci sono tutti i macchinari necessari. Questa struttura si è resa fattiva con un investimento di quasi 3 milioni di euro, parte di fondi regionali e parte di fondi PNRR, sulla quale struttura c'è appunto la dottoressa Zuccarello e ci sono per la mia conoscenza 3 laureandi, 3 specializzandi assegnati tramite fondi, se non ricordo male PNR, e necessita di dare il via al suo funzionamento. Ad oggi la situazione, ma avremo modo, la rappresentante delle associazioni, Cindy Bauro, che è qui presente, avremo modo poi lei, chiederemo un intervento sul tema, anche spiegando quello che è il problema esistente e quanto è la sua esperienza, insomma, la può portare a nostra conoscenza. Il fattore che oggi la struttura di questi laboratori è veramente minimale, è rappresentata in particolar modo da laboratori privati esistenti nel territorio nazionale, il quale costo di questa diagnosi è di circa 10.000 euro ogni volta che una coppia insomma, si affida, e che le uniche 2 strutture diciamo programmate esistenti è a Padova e Napoli, sulla quale quella di Padova è già realizzata e ha solo necessità di partire. Darebbe ovviamente un sollievo enorme a molte coppie, un sollievo perché potrebbero rivolgersi secondo il Servizio Sanitario Nazionale e quindi non avere questa incombenza difficilissima, anche perché parliamo di un qualcosa che è sacrosanto, cioè ovvero la possibilità di una speranza per chi vuole avere un figlio e magari ha problemi di geneticità, di trasmissione di malattie rare nella propria famiglia, di avere la possibilità con questa diagnosi ovviamente di ottemperare il problema e avere una speranza, una visione del futuro diversa. Ecco, non mi dilungo sulla presentazione perché poi l'interrogazione avremo modo, io mi auguro, di discuterla in quinta, di avere una risposta, avremo modo anche di discutere la mozione del consigliere Ostanella in consiglio. All'interno della cartellina comunque c'è una rappresentazione di quello che è anche la spiegazione tecnica che ci ha fatto pervenire la dottoressa Zuccarello, ma credo che la cosa migliore oggi sia quella che la spiegazione la dia chi ovviamente rappresenta queste 40 associazioni che ovviamente sul tema ci lavorano tutti i giorni e che
ovviamente poi l'ha vissuta anche nell'esperienza personale, quindi può trasmettere a noi questo lato, no? Sensibile e diretto, che magari a qualcuno può, insomma, incentivare la spinta per l'apertura, io mi auguro a breve, della PMA dell'azienda ospedaliera di Padova. Speriamo. Prego. Grazie consigliere. Buongiorno a tutti. Allora, la storia di Stella. Metto qua. Non mi parte. No. Ok. Allora, la storia di Stella è la storia di una bambina, mia bambina, nata con una malattia genetica rara, il rene policistico. Ad oggi è una malattia che è ancora sconosciuta, non ci sono trattamenti. Sconosciuta ma conosciuta comunque, però non abbiamo trattamenti, non abbiamo via di scampo di questa malattia quando si è portatore. Questa bambina, al 6° mese di gravidanza abbiamo scoperto la malattia. Tutti i medici, io sono francese, quindi tutti i dottori mi hanno detto: signora, vada nel suo paese ad abortire perché qui in Italia la sua bambina comunque non sopravvive. Buongiorno. Questa è una sentenza di morte durissima da sentire per dei genitori e al 6° mese di gravidanza uno non se la sente, quindi abbiamo proseguito la gravidanza. Lei ha lottato, è nata. Mi avevano detto che non avrebbe potuto respirare perché i polmoni erano schiacciati dai reni e non si erano sviluppati. A questo punto lei comunque ha lottato, è nata, è rimasta 35 giorni in terapia intensiva e dopo 35 giorni purtroppo è volata via. Dopo la sua perdita con il papà ci siamo fatti la domanda: riproviamo? È stato un caso? Cosa facciamo? Facciamo degli esami genetici. Lì abbiamo scoperto di essere tutti e due portatori di questa malattia, che all'epoca non sapevamo di avere. Una volta scoperto la malattia, diciamo: ok, allora sappiamo, siamo portatori, andiamo da un genetista. Cosa si può fare? Una gravidanza è rischiosa, avete il 25% di probabilità di trasmettere la malattia. Il 25% in questo caso lì di una malattia che comunque è mortale è tantissimo. Uno non se la sente dopo aver sepolto la propria figlia di ritentare. Quindi abbiamo detto: ma ci sarà una soluzione, ci sarà qualcosa da fare? Sì, c'è un esame genetico che si potrebbe fare, però ragazzi ve lo dico, costa 10.000 euro. Con mio marito all'epoca avevamo 2 stipendi, diciamo, normali, però non da poter gestire un costo così importante. E lì ho detto: ma non è possibile, lo Stato paga l'aborto, lo Stato paga l'amniocentesi, la vilocentesi, lo Stato paga delle cure psicologiche alle mamme che hanno avuto tanti aborti, ma non paga un esame che potrebbe prevenire tutto questo dolore. E lì ho detto: ma questa è una cosa assurda. Perché? Perché non prevenire? Perché pagare i danni piuttosto che prevenire prima? Da lì è partita una battaglia giuridica contro la Regione Piemonte, perché io sono originaria del Piemonte, e abbiamo fatto causa. Abbiamo fatto causa al Piemonte perché per me era una cosa insensata. Abbiamo vinto questa causa, siamo riusciti ad avere accesso alla diagnosi preimpianto. Purtroppo la diagnosi preimpianto è un esame genetico che costa, come vi ho detto prima, tantissimo. Non lo passa il servizio sanitario, se no con delle battaglie in tribunale. C'è la Corte Costituzionale che dal 2015 ha comunque stipulato che si poteva fare, però ancora in Italia non abbiamo questo problema. La diagnosi preimpianto che cos'è nel fondo? È una diagnosi prenatale precoce, è un esame genetico che permette in un percorso di fecondazione assistita, lì vi faccio un po' la parte tecnica ma veramente riassunta, per spiegarvi che è un esame fattibile quando abbiamo i mezzi. Padova ha questa fortuna di avere questi mezzi, quindi noi cerchiamo di incentivare perché è veramente una necessità per tutti i pazienti.
Quindi la diagnosi preimpianto è una tecnica di fecondazione assistita dove si va a prelevare delle cellule che sono destinate alla placenta, quindi non va a danneggiare l'embrione, ma in un percorso di fecondazione si preleva queste cellule dove si va a analizzare il DNA per scoprire se c'è una malattia, se c'è la malattia nell'embrione. In questo caso, se non c'è, viene impiantato e parte la gravidanza, però permette di non fare partire una gravidanza, quindi permette di prevenire aborti, prevenire morte, prevenire dolori, ed è un esame veramente per i pazienti, per i portatori di malattie genetiche essenziale. Adesso abbiamo questa fortuna che a Padova c'è questo centro. Quindi noi adesso vogliamo capire, vogliamo fare partire questo centro perché è veramente una necessità. Quindi noi abbiamo lottato con la nostra associazione, la Mano di Stella, abbiamo lottato per cercare di aprire le porte alla diagnosi preimpianto pubblica. Adesso insieme a queste 40 associazioni vogliamo cercare di farvi capire, fare capire a tutti che questo esame è veramente essenziale. Questo ve l'ho detto. Purtroppo la diagnosi preimpianto si può fare solo nei centri privati. Ci sono pochissimi centri pubblici in Italia che lo fanno, sono veramente pochissimi, avete la cartina poi nella cartella. Padova è veramente essenziale a questa struttura che è stata veramente dedicata per creare questo centro di diagnosi, che sarebbe il primo in Italia a poter dare, diciamo, questa opportunità a tutti i genitori portatori di malattia come noi di poter accedere a questa diagnosi preimpianto. Scusatemi. Quindi, come vi dicevo, in Veneto è la prima regione che potrebbe avere un centro di eccellenza come questo. Noi associazione adesso chiediamo l'apertura, chiediamo, siccome abbiamo questa struttura, di poter usufruirne. Ovviamente una struttura così ha bisogno di personale, di un personale qualificato, e sappiamo che a Padova c'è, quindi confidiamo e speriamo veramente di riuscire a far aprire questo centro. Grazie. Diciamo la spiegazione è stata molto veloce per cercare. Si sente, no? No? È qui acceso? È acceso? Beh. La spiegazione abbiamo cercato che sia molto veloce affinché possa essere chiaro a tutti, però io chiedevo se possibile alla collega Ostanel, visto che è stata colei che insomma mi ha subito contattato, mi ha chiesto informazioni su quanto riguarda la mia interrogazione depositata, che in qualche modo vuole attirare l'attenzione, no? E in qualche modo parlare di questo centro che, ripeto, a Padova è esistente, già costruito, è già stato finanziato e costruito con tutte le attrezzature necessarie, e ha solo bisogno che qualcuno dica da domani funziona. Credo che l'intervento della rappresentante delle associazioni sia essenziale nel suo passaggio, che è quello dell'esperienza personale, e che in qualche modo questa esperienza possa far capire a tutti, arrivare il messaggio a tutti, quanto oggi la tecnologia può essere a disposizione per sollevare anche da terribili dolori, terribili tristezze, no? Quindi io chiederei alla collega Ostanel, visto che ha condiviso l'interrogazione e ha depositato una mozione in Consiglio sullo stesso tema, se vuole ovviamente fare un intervento e anche lei dire la propria su quello che è il centro di Padova e il tema della PMA, della diagnosi preimpianto. Prego, collega.
Grazie al collega, grazie a chi ha parlato prima di me. Io semplicemente volevo riportare l'attenzione sul fatto che una delibera della Regione cita proprio esplicitamente il fatto che gli hub regionali devono garantire la diagnosi genetica preimpianto, secondo le indicazioni declinate nell'allegato C, dove viene esplicitamente riportato che la Regione del Veneto individua quali centri di erogazione della PGD i centri dell'azienda ospedaliera Università di Padova e dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Quindi essendoci in delibera, diciamo, esattamente la richiesta che oggi voi riportate, credo e abbiamo creduto che impegnare la Giunta regionale a dare piena attuazione, questo è il contenuto proprio certo. della mozione che spero discuteremo presto, a dare mandato alle strutture preposte di dare attuazione alla delibera, è scritto nero su bianco, Sì. quindi semplicemente quello che noi dovremmo fare è fare in modo che questa delibera si attui. E quindi penso che al di là dei posizionamenti politici di maggioranza e opposizione, tutti insieme dobbiamo fare in modo che quello che è un diritto, diciamo, che è sancito tra l'altro una delibera, sia reso attuale. Tra l'altro i dati dimostrano che sempre più persone si avvicinano, diciamo, alla maternità molto tardi. E quindi l'analisi preimpianto è assolutamente una necessità che io credo, al di là delle storie personali dei singoli, debba essere garantita, no? A diritto di tutti, perché sappiamo che moltissime persone ne faranno sempre più accesso. Credo che sia davvero un diritto poter avere una gravidanza sicura per chi è la madre, ma soprattutto sicura per chi è il futuro nascituro. Quindi io credo davvero che questa sia una battaglia di civiltà. Se la struttura c'è, dobbiamo effettivamente renderla attuabile. Grazie. Grazie di cuore, davvero. Bene. Grazie al collega, ringrazio ovviamente tutti gli intervenuti. Ringrazio gli intervenuti, ringrazio ovviamente la collega Ostanella, il collega Baldin, il collega Lorenzoni e il collega Bozza. L'intervento ovviamente anche il collega Micheletto che è dovuto uscire, perché il fatto di aver coinvolto altri colleghi di Consiglio regionale, ma alcuni partecipanti alla quinta commissione, può dar forza nella discussione del tema in questione, ma soprattutto può dar forza sul fatto di chiedere, come ha detto la collega Ostanella, che quella delibera sia attuata e che il centro PMA di Padova sia finalmente messo a funzione come servizio sanitario pubblico e quindi ovviare a questo problema per quanto riguarda chi ne fa richiesta, senza sobbarcarsi cifre insostenibili per le persone normali. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie mille.